Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo. Ci chiediamo in questi giorni: l'inverno è davvero finito? L'anticiclone è protagonista, portando giornate fredde in pianura a causa delle nebbie, forti inversioni termiche che influenzano in questi giorni gran parte del nord. Infatti sulla Val Padana i valori termici sono tra i 0 e i 3 gradi sulle aree dove persiste la nebbia, mentre in quota siamo anche oltre i 10 gradi. Pensate, lo zero termico si attesta nei prossimi giorni oltre i 2500 metri. Le nebbie continueranno a essere protagoniste in questi giorni, i giorni della merla, sarebbero i più freddi dell'inverno, in questo caso sono molto miti, temperature sopra la media, guardate soprattutto sull'Europa nord-orientale, dove poi qui proprio a partire dal 1 febbraio arriverà la prima irruzione fredda artica, mentre da noi continuerà imperterrito l'anticiclone subtropicale che rinforzerà continuamente, portando tempo stabile anche ad inizio del nuovo mese, con sempre le nebbie protagoniste sulla Val Padana e tempo spesso soleggiato tra qualche velatura invece sui rilievi. Il clima sarà un po' più fresco al sud, seppur le temperature massime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi. Ora svolgiamo un'analisi approfondita di quello che accadrà nel corso dei prossimi giorni. Come vedete, i geopotenziali rimangono alti su gran parte d'Europa. Questa è l'area di alta pressione che si andrà a instaurare proprio all'inizio del mese di febbraio, ed ecco qui una breve irruzione a veloce transito di un fronte freddo sul nord-est Europa che influenzerà in parte anche i Balcani, portando qualche piovasco, ma comunque l'anticiclone poi rinforzerà e occuperà gran parte poi dell'Europa, quindi sarà ancora ben solido e porterà a temperature molto miti probabilmente fino al 5 di febbraio, con le nebbie ancora pronte ad interessare sempre le pianure, la Val Padana. Quindi insomma ancora l'inversione termica protagonista, ancora nessun cambiamento all'orizzonte, ma guardate questa massa d'aria artica pronta, questo forte vortice, potente vortice carico di freddo che potrebbe influenzare soprattutto l'Europa orientale. Più che potrebbe, riuscirà a influenzare l'Europa orientale, perché proprio dopo il 5 di febbraio ecco lo sfondamento di queste correnti fredde polari, interessare proprio l'Europa orientale. Purtroppo sull'Italia, vedete, nulla da fare, i valori di geopotenziali rimangono alti, quindi alta pressione ancora costante. Delle veloci infiltrazioni interessano però la Spagna, e questo potrebbe determinare molto probabilmente dopo il 6 di febbraio una formazione di un minimo depressionario che potrebbe influenzare in parte poi anche la Sardegna e le regioni del nord. Avremo probabilmente a partire dal prossimo weekend fronti atlantici pronti ad arrivare da ovest verso est, e quindi riuscire a indebolire di conseguenza l'anticiclone. Come vedete si creerà una onda sull'Europa centrale, poi probabilmente quest'onda verrà distrutta proprio per il transito di questi passaggi instabili da ovest, assai probabili a quanto pare, perché la tendenza dopo il 12 di febbraio mostra, come vedete, l'arrivo di correnti più umide e instabili transitare da ovest e di conseguenza riuscire ad arrivare qualche precipitazione fin sulla nostra penisola, il che sarebbe davvero molto positivo per quanto riguarda il clima secco che stiamo vivendo in questi giorni. Purtroppo non si trattano di eruzioni fredde, quindi clima per niente invernale, ma ovviamente sarebbero piogge benefiche per gran parte della nostra penisola. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.